dei contagi da West Nile nell'ULSS 3 Serenissima. Finora si sono registrati circa un decimo dei 227 registrati a livello regionale. Borse, occhiali, accessori con marchi falsi e centinaia di articoli senza contrassegno. Una vasta operazione delle Fiamme Gialle ha portato nelle ultime settimane a sequestri in tutta la provincia. Entrerà domani nel porto di Venezia la nave partita dall'Ucraina il 20 agosto dal porto di Odessa con a bordo 6.300 tonnellate di olio vegetale. L'Europa mette un tetto al prezzo dell'energia. La CNA del Veneto si appella a Bruxelles contro l'aumento esponenziale delle bollette e chiede che i futuri razionamenti dell'energia vengano concordati con le imprese. Lutto a Venezia nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Giulio Giustiniani, ex direttore del Gazzettino. Mercoledì pomeriggio i funerali nel Duomo di Udine. Per i cinefili domenica mattina è stato un risveglio traumatico, impossibile accedere ai sistemi di biglietteria online alla Mostra del Cinema. Troppe richieste hanno mandato in tilt il sistema. La notte di Cavallino si è illuminata con i fuochi d'artificio lungo i 12 km del litorale, il ritorno di un appuntamento divenuto tradizionale negli anni per salutare l'estate della ripresa del turismo. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Subito prima delle notizie di cronaca, spazio al nostro sondaggio di questa sera dedicato alla politica e al caro esponenziale delle bollette, tanto che alcuni partiti chiedono una tregua alla campagna elettorale. Bollette alle stelle, sospendere la campagna elettorale è la domanda alla quale vi chiediamo di dare una risposta attraverso una chiamata ai numeri che vedete in sovraimpressione. Il risultato del nostro sondaggio poi verrà reso noto questa sera nel corso della nostra diretta di Ring in onda a partire dalle 21:15. Ed ora la pagina della sanità. Nel primo servizio facciamo il punto sui numeri dei contagi da West Nile nell'ULSS 3 Serenissima, che finora registra un decimo dei 227 casi registrati a livello regionale. Ogni giorno abbiamo un paio di casi nuovi, tutti i casi vengono processati attraverso una conferma presso il laboratorio di Padova, quindi noi alla fine abbiamo un 34 casi confermati e un'altra trentina in attesa di verifica dei laboratori di Padova. Adesso tra l'altro anche la nostra microbiologia sarà in grado di attrezzarsi, quindi si semplificherà anche questo passaggio tecnico che è molto importante perché velocizza tutti gli interventi. Nel veneziano sono in tutto 34 i casi accertati di West Nile, circa un decimo dei 227 registrati a livello regionale. A Mestre un cluster si era avuto la settimana scorsa nella zona del Terraglio, dove c'è stato un importante intervento di disinfestazione che deve svolgersi secondo precise modalità. Nel momento in cui c'è una notifica del caso si valuta sia la residenza che le frequentazioni della persona per valutare dove può avere avuto l'infezione, e se ricade entro 2 chilometri da un altro caso e con 15 giorni di lasso temporale nell'insorgenza dei sintomi si parla di cluster e pertanto viene disposta una disinfestazione straordinaria. La sorveglianza rimane attiva fino a metà ottobre, però di fatto l'aumento delle piogge e quindi il cambio delle acque stagnanti abbatte la presenza del vettore, quindi riduce la quota di soggetti punti e anche poi la comparsa di casi sintomatici. Di conseguenza, con anche l'abbassamento delle temperature, sicuramente fisiologicamente andrà calando il fenomeno. Tra le accortezze quella di utilizzare il repellente, soprattutto all'imbrunire. Abituarsi a utilizzarlo, ecco, perché noi siamo abituati, dicevamo prima, a prendere la puntura, a infastidirci, vabbè, è una puntura di zanzara, invece abbiamo visto che ciclicamente, perché negli ultimi 2 anni questa cosa è successa, ma ciclicamente la West Nile si rifà sotto e quindi la puntura di zanzara non è sempre quell'evento banale che può essere, quindi ci abituiamo a usare un po' ognuno prende la profumazione che preferisce e ad averlo con sé, insomma, soprattutto all'imbrunire. Una vasta operazione delle Fiamme Gialle ha portato nelle ultime settimane a diversi sequestri in tutta la provincia. Sentiamo.
Borse, occhiali, telimare e accessori con marchi falsi e centinaia di articoli senza contrassegno. Una vasta operazione delle Fiamme Gialle ha portato nelle ultime settimane a sequestri in tutta la provincia. Il litorale, Eraclea, Jesolo e Caorle. A San Donà di Piave invece sono stati sequestrati circa 6.000 articoli di bigiotteria senza le informazioni obbligatorie per legge. Stretta anche a Venezia, con verbali a 7 commercianti e il sequestro di oltre 10.000 souvenir e articoli per la casa senza etichettatura. Non solo, i Baschi Verdi della compagnia Pronto Impiego hanno requisito oltre 11.000 articoli, tra i quali oggetti in finto vetro di Murano con falsa dicitura Made in Italy. Al Lido sono state multate 3 persone con sequestro di oltre 160 prodotti, tra pelletteria, bracciali, collane, orecchini e accessori mare. Lo stesso reparto, in 2 diverse circostanze, ha sequestrato un totale di 50 tonnellate di pellet. Uno dei 2 carichi risultava prodotto in Italia, ma in realtà proveniva dall'est. L'altro conteneva merce priva di documenti. Infine a Tessera, con il personale delle dogane, le ispezioni sulle merci in arrivo hanno portato al sequestro di un carico di t-shirt contraffatte provenienti dalla Turchia, nonché borse e accessori con marchi falsi. Entrerà domani nel porto di Venezia la nave Zamnut Ana, partita dall'Ucraina il 20 agosto scorso in un porto nei pressi di Odessa, con a bordo 6.300 tonnellate di olio vegetale. Il viaggio del cargo è stato possibile dopo l'autorizzazione della delegazione dell'ONU che da Istanbul coordina le operazioni di export di cereali dal paese in guerra. Non è ancora fissato l'orario nel quale la nave si muoverà dalla Rada, vanno valutate anche le condizioni di marea per entrare nel canale Ovest Serial Dock a Marghera. L'Europa metta un tetto al prezzo dell'energia, la CNA del Veneto si appella a Bruxelles contro l'aumento esponenziale delle bollette. Quello che chiediamo è uno stop alla speculazione e una definizione di un tetto europeo per contenere l'esplosione di questi costi energetici. La CNA del Veneto chiede un tetto europeo ai rincari energetici. I diversi interventi del governo per attenuare l'impatto del caro energia sulle bollette di cittadini e imprese non sono infatti più sufficienti a compensare bollette che oramai pesano 3-4 volte di più sui costi aziendali. Un'impennata che mette seriamente a rischio ripresa e occupazione. Il segretario della CNA del Veneto, Matteo Ribon, teme uno scenario nel quale migliaia di mestieri e di tradizioni rischiano di sparire, lasciando migliaia di famiglie in difficoltà economica. Le forze politiche in questa fase dovrebbero essere tutte d'accordo per sostenere un'azione di governo in grado di rispondere anche con contributi alla bolletta delle imprese e anche con la definizione di dilazioni di pagamento utili a mantenere una situazione complicata dal punto di vista della sostenibilità. Secondo il presidente della CNA del Veneto, Moreno De Col, la strada da intraprendere è quella dell'autoconsumo e delle comunità energetiche e, come per le grandi crisi energetiche degli anni 70, sarà necessario diversificare le fonti e costruire un piano energetico nazionale. I mesi che ci aspettano sono quelli che riguardano un'ipotesi di razionamento delle forniture e da questo punto di vista non possono essere fatti senza il sostegno e l'attenzione da parte del mondo delle imprese. Per questo chiediamo che le parti sociali vengano coinvolte in questa azione che ci aspetta nei prossimi mesi. Non sarebbe stato il vaiolo delle scimmie a uccidere il maresciallo dei carabinieri di Scorzè, Germano Mancini, ma una broncopolmonite. Sentiamo. Broncopolmonite da germe sconosciuto e danni multipli agli organi. È quanto scrive il medico legale cubano che ha eseguito l'autopsia sul corpo del comandante della caserma dei carabinieri di Scorzè, Germano Mancini, il 50enne deceduto lo scorso 21 agosto a Cuba, dove si era recato in vacanza con una coppia di amici. La salma del luogotenente è rientrata in Italia sabato. Nelle carte sanitarie trasmesse dalle autorità cubane non vi è alcun accenno al cosiddetto vaiolo delle scimmie, nonostante sia stato lo stesso Ministero della Sanità dell'Havana a emettere subito dopo il decesso dell'uomo un comunicato nel quale la responsabilità della morte veniva addebitata proprio a quel virus. Per questo la moglie si è rivolta a un avvocato per fare chiarezza. Per i funerali bisognerà invece aspettare che venga eseguita la nuova autopsia.
Ed ancora la politica con il tema delle bollette alle stelle e delle proposte di alcuni partiti di una Pax energetica, di sospendere la campagna elettorale. Ne abbiamo parlato oggi nel corso della nostra prima edizione con Sara Moretto di Italia Viva, Cristina Manes del Movimento 5 Stelle e Marco Piccoli di Italexit per l'Italia con Paragone. Noi siamo convinti che prima della campagna elettorale ci siano le urgenze delle persone, i problemi delle imprese e delle famiglie e che queste quindi debbano venire prima di tutto. Per questo Calenda aveva proposto di fermarsi un attimo, non perché non si debba proseguire con la campagna elettorale, ma per provare a trovare una soluzione unitaria. Fa davvero, insomma, lascia perplessi il fatto che oggi si appelli a Draghi, però chi qualche giorno fa l'ha fatto cadere, per cui tutta la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle, che sono stati i responsabili della crisi di governo che ha portato alle dimissioni di Draghi, oggi sono gli stessi che invocano una soluzione proprio a Draghi e proprio dal governo. Quindi questa cosa stride assolutamente, credo che i cittadini capiscono la totale incoerenza di queste forze politiche. Noi eravamo con Draghi quando era al governo, continuiamo a essere al suo fianco, ma dobbiamo fare un passo indietro, perché noi del Movimento 5 Stelle di questa emergenza e delle soluzioni per affrontarla ne abbiamo parlato già 6 mesi fa almeno. E diciamo che nel nostro documento che abbiamo consegnato a Draghi proprio per cercare di risolvere queste criticità c'è stato detto un grande no, al quale poi sono subentrate le conseguenze della caduta del governo. Lo scostamento di bilancio sicuramente è una operazione che noi chiediamo, che il governo Draghi potrebbe fare subito. Speriamo che non se ne lavi le mani, perché questo vuol dire veramente distrarsi dalle esigenze dei cittadini. Inoltre, taglio dell'IVA sui beni di largo consumo e ovviamente il recupero degli extra profitti. Mancano all'appello 9 miliardi di euro. Italexit per l'Italia con Gianluigi Paragone è un progetto di pacificatori, non di pacifisti, quando improvvisamente scoppia una crisi in faccia a tutta una serie di provvedimenti che si allineano perfettamente a una linea politica di europeismo e atlantismo ideologico. È troppo comodo gridare allarme alla crisi energetica e costringere, come sempre succede in Italia, i soggetti più fragili alla fine della filiera, sindaci, enti, istituzioni, cittadini, imprese, a correre ai ripari. È stato sbagliato moltissimo della politica estera italiana negli ultimi 10 anni e per rifondarla secondo dei canoni più virtuosi è sicuramente necessario fare un discorso molto critico e molto scettico sulle politiche europee. Anziché inviare subito per direttissima armi e armamenti per la guerra in Ucraina, si poteva sicuramente intavolare un discorso di negoziazione, di dialogo con chi il gas, fino a prova contraria, non ce lo fornisce da ieri, ma ce lo fornisce da 20 anni, se non di più. E lutto a Venezia nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Giulio Giustiniani, ex direttore del Gazzettino dal 1996 al 2001. La notizia della sua morte ha destato grande commozione. Mercoledì i funerali a Udine. Verranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 15:30 nel Duomo di Udine i funerali di Giulio Giustiniani, giornalista, scrittore ed ex direttore del Gazzettino dal 1996 al 2001. A Venezia, città dove ha risieduto durante la sua direzione alla guida del prestigioso quotidiano del Nord-Est, tante dimostrazioni di affetto e stima stanno arrivando in queste ore. Così lo ha ricordato domenica il nostro direttore Luigi Baccialli, che ne raccolse il testimone nel 2001 subentrandogli alla guida del Gazzettino. Io gli ero subentrato nel 2001 alla direzione del Gazzettino quando scelse di passare alla direzione del TG della 7. Ho avuto modo di apprezzarne le grandi capacità, la serietà, lo scrupolo, anche l'educazione con cui trattava i suoi colleghi e tutti coloro che aveva modo di incontrare e di conoscere. Era una persona
educata, era una persona gentile, cosa rara nel nostro ambiente. In fondo era un gran signore. Giustiniani, giornalista gentile, formatosi al Resto del Carlino e alla Nazione, era stato vice direttore del Corriere della Sera, il direttore del Confronto, come lo descrive l'amico e collega Sergio Frigo. Quando Giulio Giustiniani arrivò al Gazzettino, io ero segretario di redazione. Al giornale eravamo tutti legatissimi a Giorgio Lago, che era il collega che era riuscito a scalare tutti i gradini della carriera fino a diventare il direttore più importante dopo il fondatore Talamini. Giustiniani doveva dimostrare a una redazione che non voleva crederci che il Gazzettino poteva esserci anche senza Giorgio Lago. E forte del sostegno dell'editore riuscì, a mio parere, a far fronte al difficile compito. Non era un direttore decisionista, tutt'altro, aveva piuttosto un carattere affabile e gentile, ma in occasione dei grandi eventi, come ad esempio l'incendio alla Fenice, emergeva la sua grande professionalità maturata alla guida dei grandi giornali in cui aveva lavorato prima. Manifestazione di protesta nel primo pomeriggio a Ca' Foscari per chiedere più spazi alle attività didattiche e no alle lezioni al sabato. Pretendiamo un'università pubblica con spazi, un'università che non agisca come un'azienda, che non pensi al profitto ma che pensi al beneficio degli studenti e dei professori che la vivono. È stato un blitz con affaccio da uno dei balconi della sede centrale dell'Università di Ca' Foscari, quello degli studenti del Fronte della Gioventù Comunista di Venezia. Una manifestazione per chiedere più spazi per l'attività didattica, studentati accessibili solo agli studenti e il proprio no alle lezioni al sabato. Una decisione, quest'ultima, dettata secondo gli studenti dalla mancanza di investimenti in spazi per l'area umanistica e linguistica. La sede di Ca' Cappello destinata agli studenti di area linguistica è stata chiusa e inoltre dopo anni che il rettorato promette la ristrutturazione di Tesa 4 a San Basilio adibita per l'area umanistica, i lavori non sono ancora iniziati. Un luogo che può ospitare all'incirca 1000 posti a sedere per gli studenti. La mostra del cinema, ora perché quella di oggi è stata una giornata dal risveglio traumatico per l'impossibilità di accedere alla biglietteria online che è andata in tilt. Oggi poi il problema è stato risolto e quindi si poteva poi accedere regolarmente. -2 all'inaugurazione della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La febbre dell'attesa è già altissima, quasi spasmodica, non solo al Lido e a Venezia ma ovunque, tanto da mandare in tilt il sistema online di prenotazione dei posti e della biglietteria. L'ora X scattava domenica mattina alle 7, ma in quel momento davanti al PC c'erano già migliaia di utenti in attesa di entrare, con attesa minima di un'ora. Allo scadere del tempo il sistema saltava, un risveglio da incubo insomma per centinaia e migliaia di cinefili impossibilitati a prenotare per tutta la mattinata un posto in sala per vedere il film. Anche questo è un termometro attendibile dell'attesa della mostra del cinema e del programma ricchissimo allestito dal direttore Alberto Barbera e dal team della Biennale. Oggi il risveglio da incubo del giorno precedente era già un ricordo passato per fortuna, perché dopo un battesimo di fuoco in cui il sito di Viva Ticket è stato bersagliato di richieste, da stamattina il sistema funzionava regolarmente e tutti avevano la possibilità di entrare e prenotare. Ricordiamo che la prenotazione del posto in sala è sempre obbligatoria anche per gli accreditati, una modalità che è rimasta in piedi anche dopo il Covid, per eliminare così le lunghe attese davanti alle sale con il rischio poi per molti di rimanere a bocca asciutta. La Biennale di Venezia, dopo le contestazioni dello scorso anno, ha anche cambiato fornitore e sistema, passando da Boxiol a Viva Ticket. Insomma, in vista dell'inizio di mercoledì, ma già domani c'è una preapertura, tutto è quasi pronto. La notte di Cavallino Tre Porti si è illuminata con fuochi d'artificio lungo tutti i suoi 12 chilometri di litorale. Il ritorno di un appuntamento diventato ormai tradizionale negli anni del pre-Covid per salutare l'estate della ripresa del turismo.
Per le sue dimensioni è stato definito uno spettacolo pirotecnico da record. Con fuochi d'artificio che, sincronizzati da un comando centrale, hanno illuminato i 12 chilometri di spiaggia del litorale di Cavallino Tre Porti, la località balneare è tornata a salutare gli ultimi scampoli d'estate con una manifestazione che nelle ultime edizioni era stata capace di attirare oltre 200.000 spettatori. Volevamo proprio chiudere con i botti che siano botti importanti però rispettosi dell'ambiente, quindi attenzione alle valutazioni ambientali, attenzione alla valutazione anche acustica e quindi da questo punto di vista assolutamente fiduciosi che è un evento che si può fare in un ambiente prezioso come la spiaggia. Ma i fuochi d'artificio, per così dire, si sono visti anche durante tutta l'estate, non solo a Cavallino Tre Porti. Tra le località turistiche della costa veneziana si è registrato un boom di presenze, in alcuni casi persino superiore al pre-Covid, smentendo appieno la previsione di un turismo che avrebbe ripreso a fatica i numeri precedenti alla pandemia. Il Beach on Fire è praticamente la cornice ad un'annata che fino ad oggi è andata decisamente bene. Credo che ci sia stato da parte di tutto il territorio una forte reazione dopo un paio di anni di veramente tristezza e quest'anno è esplosa veramente la gioia da parte nostra, da parte di tutti i nostri ospiti e noi ci auguriamo che gli anni prossimi sarà così se non meglio e quindi siamo veramente pieni di gioia. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione serale, torna dalle 21:15 l'appuntamento con l'approfondimento politico di Ring, condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ospiti questa sera Gianangelo Boff della Lega, Enrico Cappelletti dei 5 Stelle, Giampiero Dalla Zuanna del PD, Luciano Busco di Italexit e Luigino Rancan di Alternativa per l'Italia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Un impulso perturbato si avvicina all'Italia e marginalmente interesserà anche il nostro territorio a partire da mercoledì. Martedì 30 agosto, tuttavia, il tempo sarà ancora buono. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto prevale il sole con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio l'atmosfera diventerà via via più instabile. Avremo nuvolosità in aumento a partire dalle zone montane con qualche acquazzone a carattere sparso. Nella notte qualche pioggia anche sulla fascia pedemontana e via via altrove. Temperature stazionarie minime tra 15 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo soleggiato con cielo sereno o velato. In serata sarà più variabile con occasionali rovesci. Temperature minime sui 19-24 gradi, massime intorno ai 29-31 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sole al mattino e dalla sera avremo maggiori annuvolamenti associati a temporali sparsi. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.